Salute, cara Presidente, caro signore rapportore dell'ONU, è un onore e un piacere tanto per noi di avervi qui a fianco a noi. Siete rapportore a livello internazionale, mi permetterete di andare appena forse non da uscire e di avere chi dice un'istituzione internazionale a livello di gestione di minorità e di nostre lingue, perché è un buria mica che insieme ciguli che non possiamo considerare un menturato finalmente che la decisione di un tribunale amministrativo è normale. Dunque ho ripigliato 2 o 3 passi che mi parano di primura rispetto al carattere legale o illegale di a lingua corsa attraverso l'annullazione di uso regolamento interno, qui decisione che abbiamo pigliato a livello democratico e collettivamente. Un patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di l'ONU 1966 dice all'articolo 27 negli stati in due esistono minorità etniche, religiose e linguistiche e persone che appartengono a queste minorità non possono essere prive di uso diritto di avere in comune con gli altri membri di questo gruppo la sua propria vita culturale, a pratica di sua propria religione o l'impiego di sua propria lingua. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il governo francese dichiara, ripeto all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Francese, che l'articolo 27 non si può mica piegare per ciò che tocca alla Repubblica Francese. La Francia è fuori di legge. Convenzione relativa ai diritti di Zitelli, ONU 1989, articolo 30. Negli stati in due esistono minorità etniche, religiose o linguistiche, persone d'origine, un zitello d'origine o che appartiene a una di queste minorità non può essere privo della sua propria vita culturale, di praticare la sua propria religione o di impiegare la sua propria lingua in comune con gli altri membri di questo gruppo. La Francia dichiara che questo articolo non si piega mica a Francia. Convenzione relativa ai diritti di zitelli ONU 1989 a Francia è fuori di legge. Cartula europea di lingue regionali o minoritarie, Consiglio dell'Europa 1991, Strato di uso preambolo, considerando che il diritto di praticare una lingua detta regionale o minoritaria nella sua vita privata o pubblica costituisce un diritto imprescrittibile. La convenzione non è mai stata ratificata da Francia a Francia e fuori di legge. Rapporto tra le lingue europee minacciate di sparizione di diversità linguistica in grande all'Unione Europea che è stata portata da un deputato europeo corso François Alfonsi, Unione Europea 2013. Sul rapporto dice al punto 1 domandiamo ai governi e ai stati membri di condannare le pratiche che attraverso la discriminazione linguistica o l'assimilazione linguistica portano l'identità o l'uso linguistico di comunità linguistiche minacciate in pericolo. Sul rapporto qui dell'Unione Europea è stato votato da 646 deputati europei, non da 700. 645, scusatemi, deputati europei, non da 700, che domandano all'Unione Europea di condannare gli Stati membri per la sua politica di messa in pericolo. La Francia torna qui e fuori di legge. Continuando, i criteri di adesione dell'Unione Europea 1993, detti criteri di Copenaghen, l'adesione di un paese sottomesso a certi criteri definiti nel Consiglio Europeo di Copenaghen nel 1993, la presenza di istituzioni stabili che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e il rispetto delle minorità nella sua protezione. E qui di noi si può dire che la Francia è fuori di legge e bisogna pigliare attorno a una manza d'esempi per dire che quello Stato che ci dice a noi che il nostro piccolo
questo regolamento interno e fuori di legge di un Stato che è completamente a livello internazionale fuori di legge e vorrei rammentare all'Assemblea qui che a Francia in modo regolare e piata, chiappa da Corte europea di diritti dell'uomo per un rispetto amico al diritto internazionale. E domani c'è da voler sicuramente portare un'azione a livello internazionale, cominciamo oggi con la vostra presenza, per dire che la Francia deve rispettare il diritto internazionale e che la Francia si deve mettere in conformità con questo diritto qui e piantare ciò che la faccia attraverso, per un piccolo regolamento interno che per noi conta assai. Allora, continuo dicendo che una volta che molto che e aspettando di fare evoluare la Francia a livello di diritto internazionale, ci tocca a dire, mi pare, tre cose. Prima a noi, a nostra responsabilità collettiva, è di mettere in ballo una politica linguistica forte, senza aspettare l'autorizzazione omica di Francia. E ciò che il Consiglio esecutivo ha cominciato di fare, e ciò che ha da portare in mezzo a bene, e a livello di traduzione, di sicuro che si può sentire ciò che dice la nostra cara collega Josefa Giacometti, ne parliamo tra noi e di sicuro abbiamo questa riflessione, c'è da voler portarla un po' più lontano a livello di traduzione. E lo scopo, qui, per mettere appena sul discorso in prospettiva, non è mica di traduce di maniera sempiterna, automatica, sistematica, tutto ciò che noi diciamo in corso. Lo scopo, qui rispondiamo oggi che oggi è forse umane a una proposta e cerchiamo una soluzione pragmatica. Lo scopo è di accrescere competenze di uno popolo, di città umana a livello di capiscitura e di espressione e di politica linguistica forte. Dopo di il diritto di un cittadino e un uomo di istituzione. Il diritto di un cittadino e un uomo di istituzione ha un nome, si chiama ufficialità. La ufficialità è la riconoscenza di un diritto linguistico per un cittadino, senza agganciare la lingua francese, senza agganciare i diritti alla lingua francese, ma dandone appena di più ai corsi per fare valere la democrazia culturale. E l'uomo di istituzione, ben a dire che istituzioni e i poteri pubblici devono accompagnare questa pratica linguistica. E compareremo dicendo che la politica linguistica e l'ufficialità si possono portare l'uno e l'altro con un affare, a determinazione politica. E a determinazione politica basta dire qualcosa di semplice, le muette parecchie volte in semiciclo, la diai torna una volta per finisce. Quando una legge non combina mica un popolo, non si cambia mica un popolo, si cambia la legge. A ringraziarvi.